Palpeggiata in pieno centro storico alle 9 del mattino, vittima una ragazza di 27 anni di origine moldava che stava passeggiando sotto i portici in via 20 settembre a Conegliano. La giovane è stata avvicinata dal maniaco che improvvisamente le ha allungato la mano sul petto facendo versi sconci. L'individuo è quindi scappato, ma la scena è stata notata dai numerosi passanti, alcuni dei quali l'hanno inseguito. Nel frattempo è stata allertata la polizia che l'ha bloccato. Identificato è risultato essere un 45enne del posto noto per problemi psichici. La 27enne ha presentato querela al commissariato. Ennesimo furto all'azienda agricola 47 Anno Domini di Silea lungo la Treviso Mare, di cui è titolare Giuliano Tombacco, 73 anni. Dopo il colpo del febbraio 2014, quando i ladri rubarono 2 trattori, ieri notte il copione si è ripetuto. Ignoti sono riusciti a introdursi nei capannoni della ditta dopo aver scardinato il cancello di ingresso. Una volta dentro hanno manomesso con della schiuma il sistema d'allarme, danneggiando tutta la centralina per la videosorveglianza. Hanno quindi agito indisturbati, riuscendo a impossessarsi di 2 trattori, una cimatrice e una forbice elettrica, un danno che supera ampiamente i 200.000 euro. Indagano i carabinieri. E sempre i carabinieri indagano su un furto di materiale di ottone e rame a Dosson di Casier alle officine Cian di via Einaudi. I malviventi, dopo aver aperto la recinzione dell'officina forzando il lucchetto, si sono impossessati di un'ingente quantità di scarti di metallo asportando diversi cassonetti. Bottino non coperto da assicurazione, il cui valore s'aggira sui 6.000 euro. Fiamme ieri sera in via Castellana Casella d'Asolo, il rogo si è sprigionato da un piccolo deposito di materiale vario nelle vicinanze del ristorante Croce d'Oro. Ad accorgersi i residenti della zona, che hanno immediatamente avvertito i vigili del fuoco intervenuti da Montebelluna e Castelfranco Veneto. In breve sono riusciti a domare l'incendio che ha rischiato di intaccare anche la struttura adiacente. Ancora ignote le cause scatenanti dell'incendio, ma ingenti i danni alla copertura del deposito, andata praticamente distrutta.